Siamo qui con un altro ragazzo che è appassionato di motori ed è presente al raduno del Garage Team Tuning. Il tempo sembra si stia un attimino aprendo, ma le condizioni sono comunque imperterrite. Dario, parlaci un po' di te, cosa fai nella vita, come occupi il tuo tempo libero, quanti anni hai, insomma, raccontaci un po' di te. Io sono in un'azienda che fa macchine estetiche e medicali, però siccome facciamo tutto in casa, quindi siccome sono bravo a programmare, mi hanno messo al taglio laser, al controllo del tornio, a controllo numerico, pressa idraulica, un po' di saldatura, a seconda di quello che c'è da fare. Ok, tu abiti comunque qui nella zona. Sì, abito a Campolongo Maggiore. Ok, le tue passioni, a parte quella del mondo dei motori che visto che sei qui è scontato, quali sono? Passioni, un po' di SPL molto soft perché sennò scappano via i vetri e quindi kart, mi diletto a fare un po' di drift col kart perché non avevo i soldi per prendermi una 320 e quindi faccio quello che si può insomma. Perfetto, parliamo un po' più di motori in generale, quindi attualmente che mezzo guidi? Renault Megane del 99. Perfetto, l'hai elaborato un attimino o l'hai mantenuto originale? E per adesso ho cambiato il motore perché quello prima mangiava olio, quindi adesso posso dire di pagare il bollo per qualcosa. Ok, la tua passione per il tuning è più legata all'ambito estetico, all'ambito motoristico, all'ambito audio? E per me di solito il tuning è un po' tutto, ma tutto soft, sempre restando nei limiti perché i carabinieri poi ti corrono dietro e non è il caso di esagerare. Aerografia soprattutto perché io l'ho fatta la mia, un po' molto rustica, però l'ho fatta comunque. Sì, un po' di estetica, un po' di SPL, un po' di assetto se si riesce con i distanziali. Comunque è anche bello metterci in mano e realizzarla da soli la macchina proprio per avere la soddisfazione. Una cosa che prediligi della tua macchina è una cosa invece che tu cambieresti subito. Dunque, pregi quasi tutti perché è l'unica macchina, anzi il pregio migliore che quello che non ho trovato in nessun'altra macchina sono i cosi, come si chiamano, i- porca vacca non mi ricordo più, i montanti. Il montante perché quello sinistro è sottilissimo quindi si vede benissimo. Quindi fondamentalmente la visuale è migliore rispetto alle altre macchine. Infatti sulla Fiat Idea una volta stavo per prendere un camion in pieno perché non l'ho visto, detto perché avevo il montante grossissimo, infatti è una roba molto pericolosa. Un difetto invece? Il cambio, ha la seconda troppo lunga e la prima troppo corta, infatti se si va sui tornanti in salita è una roba pessima. Bisogna mettere o fare la doppietta, mettere la prima oppure la seconda, ma dopo il motore è impiantato, non si va su. Supponiamo che tu vinca il Superenalotto, quindi soldi a disposizione a palate, una macchina o una moto che nel tuo garage sicuramente non potrà mancare. E ora, auto direi, beh, più di una che costino poco, quindi vediamo che macchina è, una Renault Twingo, elaboratissima, per fare skincane, gincane varie, e invece una macchina veloce direi una Lotus, ovviamente, no, come si chiama, l'ultima, l'Evora, Lotus Evora. È una Lotus un po' particolare perché non è nello standard Lotus, però è particolare. Sì, Niente, però è bella, stupenda, è bellissima da vedere e quindi ha il suo stile, la trazione posteriore è immancabile e quindi perfetto, quando organizzeremo delle prove magari allora ti inviteremo a provare la Evora. Motormania ci ti ringrazia per questa intervista e ti auguro buon divertimento qui a raduno. grazie.